Buongiorno a tutti, io sono la madre Maria del Huerto, mi trovo nel monastero San Paolo in Toscania e mi hanno assegnato questa conferenza che si intitola La famiglia che prega unita rimane unita e sono molto contenta di poter dare questa conferenza e trasmettere questo tesoro che è la preghiera, no? Che è la cosa, è il nostro ufficio, la nostra vita è tutta piena di preghiera. Me diceva la madre Teresa di Calcutta, dove inizia l'amore? Nelle nostre famiglie. Quando comincia? Quando preghiamo insieme. La famiglia che prega unita rimane unita. La preghiera familiare ha le sue caratteristiche. È una preghiera fatta in comune, marito e moglie insieme, genitori e figli insieme. La comunione nella preghiera è da un tempo frutto ed esigenza di quella comunione che viene donata dai sacramenti del battesimo e del matrimonio. Ai membri della famiglia cristiana si possono applicare in modo particolare le parole con le quali il Signore Gesù promette la sua presenza. E questo è il fondamento biblico. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ci possiamo domandare, o io vi posso domandare, volete che Gesù sia in mezzo a voi, nelle vostre case? Affinché Gesù venga insieme al Padre e allo Spirito Santo, affinché la vostra famiglia diventi un anticipo del cielo, è indispensabile pregare. Ma che cosa è la preghiera? E i santi che sono esperti hanno detto che la preghiera è una conversazione o colloquio con Dio. Questo lo diceva Gregorio Niceno. È parlare con Dio, San Giovanni Crisostomo. E Santa Teresa di Gesù, che è maestra spirituale, lei dice è un intimo rapporto di amicizia con colui da cui sappiamo di essere amati. Si tratta quindi di entrare in dialogo con Dio, come un amico con l'amico, oppure come un figlio con il papà. Sarà necessario vedere Dio come nostro Padre e come nostro amico. Il rapporto tra noi e Lui è un rapporto di amicizia. Diceva San José María Escrivá, ho visto con gioia come si accende la gioventù, la pietà cristiana, quando la contemplano fatta vita sincera, quando capiscono che pregare è parlare col Signore come si parla con un padre, con un amico, senza anonimato, con un tratto personale, in una conversazione a tu per tu, quando si cerca che risuonino nelle loro anime quelle parole di Gesù, le quali sono un invito all'incontro fiducioso. Vos autem dixte amigos. Vi ho chiamato amici. Da un altro lato, è molto necessario che i ragazzi vedano come questa pietà ingenua e cordiale esige anche l'esercizio delle virtù umane e che non può venire ridotta ad alcuni atti di devozione regolare, cioè che deve penetrare tutta l'intera vita, dare un senso al lavoro, al riposo, all'amicizia, al divertimento, a tutto. Non possiamo essere figli di Dio soltanto in alcuni momenti, anche se vi siano alcuni momenti dedicati specialmente a considerarlo. Dobbiamo lasciarci penetrare da quel senso della nostra filiazione divina, che è il midolo della pietà. In questo modo il bambino e anche il giovane impara a collocare il Signore nella linea dei primi e più fondamentali affetti. Questo vuol dire che impara a trattare Dio come padre e la Vergine come madre. Impara a pregare seguendo l'esempio dei suoi genitori, e questo è molto importante.
Quando si comprende questo, e lo capiscono i genitori, si vede il gran compito apostolico che possono realizzare i genitori e come sono obbligati ad essere sinceramente persone devote per poter trasmettere più che insegnare questa pietà ai figli. I genitori hanno l'obbligo di trasmettere la fede e noi possiamo leggere nel libro del Deuteronomio che Dio dice: ascolti Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E subito aggiunge: questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore nostro Dio vi ha date? Tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Questo testo ci aiuta a capire l'importanza della trasmissione delle fede dai genitori ai figli e ci mostra anche che il comandamento divino è stato dato ai padri, ai genitori, e non può essere delegato ad altri. Sono essi che devono raccontare le opere che Dio ha fatto in loro favore. Oltre alla confessione della fede e dei sacramenti, ci sono altri elementi essenziali per la trasmissione della memoria viva della Chiesa. Tra questi troviamo la preghiera. E quindi così i genitori sono educatori di preghiera. Scrive San Paolo a Timoteo, ricordando l'obbligo che tutti abbiamo verso coloro che il Signore ci ha raccomandati, e dice così: se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Uno dei principali obblighi dei genitori riguardo ai propri figli è quello di insegnare loro nell'infanzia in modo pratici del tratto con Dio. Questo compito è così necessario che è quasi insostituibile. Non basta mandare i bambini in una parrocchia o in una scuola cattolica, è innanzitutto in famiglia che devono imparare a pregare. In forza della loro dignità e missione, ci diceva San Giovanni Paolo II, i genitori cristiani hanno il compito specifico di educare i figli alla preghiera, di introdurli nella progressiva scoperta del mistero di Dio e nel colloquio con Lui. Soprattutto nella famiglia cristiana arricchita della grazia e della missione del matrimonio sacramento, i figli, fin dalla più tenera età, devono imparare a percepire il senso di Dio e a venerarlo e di amare il prossimo secondo la fede che hanno ricevuto nel battesimo. Ascoltiamo l'appello che Paolo VI ha rivolto ai genitori e domandava così: Mamme, le insegnate ai vostri bambini le preghiere del cristiano? Li preparate in consonanza con i sacerdoti i vostri figli ai sacramenti della prima età? Confessione, comunione, cresima? Li abituate, se ammalati, a pensare a Cristo sofferente? A invocare l'aiuto della Madonna e dei Santi? Lo dite il rosario in famiglia? E voi, papà, sapete pregare con i vostri figlioli, con tutta la comunità domestica, almeno qualche volta? L'esempio vostro nella rettitudine del pensiero e dell'azione, suffragato da qualche preghiera comune, vale una lezione di vita, vale un atto di culto di singolare merito. Portate così la pace nelle pareti domestiche. Pasque Domini. Ricordate, così costruite la Chiesa.
Anche è molto necessaria la preghiera, soprattutto in questo mondo che noi ci tocca vivere. Se il cristiano si accontenta con una preghiera superficiale, specialmente in mezzo ad un mondo che mette a prova la fede di tutti i modi, come possiamo vedere, non soltanto saranno cristiani mediocri, ma anche cristiani a rischio. Infatti, correranno il rischio insidioso che la loro fede venga meno progressivamente. Per questo bisogna ricordare e sottolineare l'importanza della preghiera. Perché? Perché la preghiera comune comunica una forza particolare a tutta la famiglia. Il primo più importante aiuto che diamo ai genitori, ai figli e ai fratelli è quello di pregare con loro e per loro. La preghiera favorisce un senso soprannaturale che ci permette di comprendere ciò che accade intorno a noi e dentro la famiglia e ci insegna a vedere che nulla è estraneo ai disegni di Dio. In ogni occasione si mostra a noi come un padre che ci dice che la famiglia è più sua che nostra, anche in quegli eventi che senza essere vicino a lui sarebbero incomprensibili, come può essere la morte di una persona cara, la nascita di un fratello handicappato, la malattia, il disagio economico. Insieme al Signore amiamo la sua volontà e le famiglie, lungi dall'essere separate, sono unite più fortemente tra loro e con Dio. Sarà necessario che i genitori fomentino momenti e modi di preghiera. Ci sono pratiche di devozione non numerose, brevi ed abituali che da sempre si sono vissute nelle famiglie cristiane e le ritengo meravigliose. La benedizione dei pasti, la preghiera del rosario insieme, le preghiere personali quando vi si alza e si riposa, le 3 Ave Maria che hanno salvato tante anime, come ci racconta Sant'Alfonso de Liguori, la preghiera all'angelo custode, eccetera. Oltre alla preghiera del mattino e della sera, sono espressamente da consigliare la lettura e la meditazione della parola di Dio. Alcune famiglie si radunano una volta in settimana per leggere un brano della Sacra Scrittura ed insieme discernere ciò che Dio chiede a ognuno. Questo è molto bello perché la Sacra Scrittura è parola di Dio, è ispirata, è sempre viva, attuale. Bisogna leggerla in comunione con la Chiesa. Sarebbe da lodare che fosse letta e trasmessa questo tesoro ai figli. Sono molti i vantaggi che porta. Un'altra cosa da tenere molto presente è la preparazione ai sacramenti, specialmente la prima comunione. Molti hanno scoperto la vocazione in questo primo incontro con Gesù sacramentato. Diceva Don Bosco che Gesù deve entrare nell'anima del bambino prima del peccato e che egli prenda possesso di quell'anima. Questo è il dono migliore che si possa fare ai figli. Sarebbe anche di molto frutto insegnare ai piccoli la partecipazione alla Santa Messa, ad esempio adempiendo qualche ufficio liturgico, per esempio chierichetto, aiutando loro a conoscere il senso degli elementi della liturgia, che sono tantissime e molto belli. Io ricordo che da bambina, nelle scuole, andavo a scuola delle nostre suore in Argentina, i sacerdoti nostri alcune volte ci spiegavano le parti della messa, i significati dei paramenti, e dopo questo ci si apriva un mondo e andare a messa era diverso. Un'altra cosa da trasmettere ai figli è l'importanza della frequenza del sacramento della confessione, che è l'incontro con Cristo misericordioso. Bisogna insegnare ai bambini prima di andare a dormire a chiedere perdono a quelli con cui abbiano litigato ed a fare l'esame di coscienza. Sono pochi minuti che portano tanto frutto. C'è anche la devozione e la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù e le varie forme di culto alla Vergine Santissima. Voi conoscete molto bene i benefici di queste devozioni.
Aiuta molto avere immagini o un luogo nella casa dove ci sia venerato da tutta la famiglia il Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, e che in questo luogo si radunino tutti per pregare insieme. Non dimentichiamo di dare la dovuta importanza ai tempi liturgici forti, cioè a Natale ed alla Pasqua, e di non soltanto chiedere, ma anche ringraziare Dio per i suoi benefici. È di molto profitto ricordare e far capire ai figli che Dio abita nelle nostre anime se siamo in grazia, cioè senza peccato mortale. La Santissima Trinità ha la sua casa in noi. E pensare a questo è già un'eccellente preghiera, come insegna Santa Teresa di Gesù. Abbiamo Dio nelle nostre anime e le possiamo parlare in qualsiasi momento. Sant'Agostino baciava il petto del figlio Deodato, poiché era conscio della presenza della Santissima Trinità nella sua anima. C'è ancora una cosa che vorrei trasmettervi: l'insegnamento dei 3 altari. Per riuscire ad avere un atteggiamento interiore e sincero di orazione durante il giorno senza cadere nella routine, possiamo servirci di 3 elementi, che sono i 3 altari della vita cristiana. Questi altari sono: il primo è la mensa della Santa Eucaristia, dove Gesù offre il sacrificio della sua vita per la nostra salvezza. Il secondo è il talamo nuziale, cioè la camera da letto dei genitori, dove si compie il sacramento del matrimonio e si dà la vita ai nuovi figli di Dio. Così si fa capire ai bambini che la stanza dei genitori è un luogo santo. Bisogna insegnar loro ad averlo in grande onore e gloria. Il terzo altare è la mensa, dove la famiglia si raduna per mangiare, benedicendo il Signore per i suoi doni. La celebrazione domestica in cui si trasmette la fede ai figli si fa intorno a questo tavolo. È il luogo dove i genitori possono insegnare la fede ai figli. Questa immagine dei 3 altari dà unità alla vita di preghiera, e così ci si riesce a non considerare Dio come uno sconosciuto che si visita magari senza voglia una volta in settimana. È un modo di far vedere Dio come è veramente anche in famiglia, sempre in mezzo a noi. Dobbiamo parlare in modo speciale della preghiera del Santo Rosario. La Vergine Santissima lo ha chiesto esplicitamente con insistenza, e la Chiesa ha voluto concedere innumerevoli grazie ed indulgenze quando lo si prega in famiglia. La famiglia che prega unita resta unita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di Dio. Questo lo diceva San Giovanni Paolo II. Molti problemi delle famiglie contemporanee dipendono dal fatto che diventa sempre più difficile comunicare. Non si riesce a stare insieme, e magari i rari momenti dello stare insieme sono assorbiti dall'immagine di un televisore, della TV. Riprendere a recitare il rosario in famiglia significa immettere nella vita quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero che salva, l'immagine del Redentore, l'immagine della sua Madre Santissima. La famiglia che recita insieme il rosario riproduce un po' il clima della Chiesa di Nazareth. Si pone Gesù al centro, si condividono con Lui gioie e dolori, se mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono da Lui la speranza e la forza per il cammino. Sor Lucia, la vidente di Fatima, in un libro che è intitolato Le chiamate del messaggio di Fatima, ci dà 7 motivi per pregare ogni giorno il rosario.
Questi motivi sono: 1. È una preghiera per tutti, adatta alle possibilità di ognuno. Bambini, genitori, anziani, giovani, tutti lo possono pregare. 2. È la preghiera più gradita a Dio dopo la Santa Messa. 3. Aiuta a ricevere meglio la Santa Eucaristia e anche, dice lei, ci aiuta a ringraziare per questo sacramento. 4. Ci mette in contatto con Dio. 5. Ci aiuta a offrire ogni giorno ciò che possiamo dare al Signore. 6. Evita che cadiamo nel materialismo. E 7. Ci conserva le virtù teologali, fede, speranza e carità. A volte possiamo obiettare che la preghiera in famiglia presenta delle difficoltà, soprattutto questa del rosario. I bambini si distraggono e distraggono gli altri. Vi racconto il testimonio del psicologo clinico Ray Warendi degli Stati Uniti. Lui è padre di 10 figli. In un articolo propone 5 idee per pregare il rosario in famiglia. Ma prima stabilisce un principio secondo il quale dice così: è meglio pregare con distrazione ed affanni che non pregare affatto. Come diceva Chesterton, se una cosa merita di essere messa nella preghiera, allora merita essere pregata anche poveramente. E anche San José Maria Escrivá diceva: il peggiore rosario è quello che non si prega. La preghiera in sé è sempre valida e preziosa, anche se non è perfetta. Il dottore spiega che non sono soltanto i bambini a distrarsi, ma anche gli adulti. Ed ammette che in tutta la sua vita ha pregato tantissimi rosari, ma soltanto più o meno una ventina sono stati ben fatti, ossia pregati con attenzione, meditazione, eccetera. Racconta lui stesso: quando i nostri figli avevano meno di 13 anni, la maggior parte del tempo era tutto un caos. Durante le nostre preghiere del rosario in famiglia ci mettevamo in cerchio e ognuno aveva il proprio turno per ogni preghiera. Più volte di quello che possa raccontare, io stesso non sapevo cosa dovevo pregare, se un'Ave Maria o un Padre Nostro. Subito 5 o 6 bambini ed anche la mia moglie facevano la gara per correggermi. Allora erano tutti oranti attenti. E continua: vista la realtà dei bambini e la loro capacità di pazienza e di concentrazione, lui propone 5 idee per la preghiera in famiglia con i bambini. Per primo dice: far sedere i bambini strategicamente. Se uno litiga con quello più piccolo, la cosa migliore è metterli separati dall'inizio. I genitori devono collocarsi in luoghi adeguati, magari in mezzo a questi, anche se questo impedisce la propria concentrazione e qualsiasi pensiero devoto che resti. Secondo, se i bambini si distraggono, l'adulto tace o impone silenzio, finché si recuperi l'attenzione. Il silenzio può attirare l'attenzione con forza. Se non basta, si può tossire oppure pregare più forte, ma mai rimproverare i bambini o fare delle prediche a quelli distratti. Questo sarebbe piuttosto interrompere la preghiera di tutti. Terzo, preghiere strutturate e a turni. Preghiere strutturate e ripetitive, come il rosario, le litanie o la coroncina della Divina Misericordia, permettono di assegnare turni che si alternano. A più turni a ognuno è più difficile che si distraggano. Quarto, mettere a pregare il più distratto. Conviene dare a questo un turno di preghiera di sorpresa e forse più turni che gli altri, anche se questi si lamentano e se dobbiamo rifare i turni. E quinto, se bisogna abbreviare la preghiera, la si abbrevia. Dobbiamo sapere quando smettere. Le sessioni più lunghe stancano di più e non necessariamente aumentano la santità né ci fanno migliorare. E un'ultima cosa, ma molto importante, voglio dire 2 parole sul grande sconosciuto. Il grande sconosciuto è lo Spirito Santo. Alle volte ci dimentichiamo di Lui e dimentichiamo
che è lo stesso spirito che spinge Gesù al deserto e quindi è lui che spinge anche la famiglia alla preghiera. Un giorno spingerà il papà a dire preghiamo, un'altra volta sarà un bambino che richiederà ai genitori di pregare. Attenzione, non sono cose dei bambini, è lo spirito che ci attira a pregare. C'è un rapporto speciale tra lo Spirito Santo e la famiglia, poiché questo spirito è colui che dà testimonio che siamo figli di Dio. Dunque, è chiave in una famiglia, se lo deve invocare e chiedere aiuto. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, dice San Paolo, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. Ci insegna cosa dobbiamo chiedere e ci fa vedere Dio come Padre anche in mezzo alle croci. La prova che siete figli e che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Infatti, tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, perché non hai ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma hai ricevuto uno spirito di figliolanza che ci fa gridare Abba Padre. Lo Spirito stesso si unisce al nostro spirito per testimoniare che siamo figli di Dio. Per i primi cristiani, la trasmissione della fede ai figli tramite le Sacre Scritture in Gesù Cristo era una missione fondamentale. Conosciamo il testimonio della seconda lettera di San Paolo a Timoteo. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le Sacre Scritture. Queste, le Sacre Scritture, possono istruirti per la salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. E voglio concludere con una preghiera fatta di Madre Teresa di Calcutta per la famiglia, che dice così: Padre del cielo, ci hai dato un modello di vita nella Santa Famiglia di Nazareth. Aiutaci, Padre amabile, a fare della nostra famiglia un'altra Nazareth, dove amore, pace e gioia regnino, che sia profondamente contemplativa, totalmente eucaristica e vibrante di gioia. Aiutaci a rimanere insieme nella gioia e nel dolore, attraverso la preghiera in famiglia. Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra famiglia, specialmente a scoprire il tuo volto nascosto nella loro povertà. Che il cuore eucaristico di Gesù renda i nostri cuori miti e umili come il suo e aiutaci a fare i nostri doveri nella famiglia in santità. Fa che possiamo amarci l'un l'altro come Dio ama ognuno di noi di più ogni giorno, a perdonarci scambievolmente, come tu perdoni i nostri peccati. Aiutaci, o Padre amabile, ad accettare tutto quello che tu ci dai e a donare tutto quello che tu ci prendi con un grande sorriso. Cuore Immacolato di Maria, causa della nostra gioia, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi angeli custodi, siate sempre con noi, guidateci e proteggeteci. Amen.